L'ASCO 2024 è stato un ASCO ancora dove il melanoma ha avuto una gran parte. Molte novità nel trattamento adiuvante e anche nuove prospettive. Nel trattamento neoadiuvante abbiamo visto i dati del NADINA, questo studio di neoadiuvante con 2 cicli di pilimo e nivolum e poi chirurgia che si è dimostrato superiore al classico approccio chirurgia più adiuvante. C'è stato un beneficio in termini di sopravvivenza libera di eventi del 30% in più nel chi ha fatto la neoadiuvante, con un 68% di riduzione del rischio di ricaduta o di morte, e addirittura chi ha fatto una risposta patologica completa, che poi circa il 60% dei pazienti non ha fatto trattamento adiuvante, addirittura l'event free survival è diventata del 95%, quindi anche migliore. Quindi uno studio che ha dimostrato non solo la superiorità del neoadiuvante, ma anche un risparmio in termini economici. Diventerà sicuramente pratica clinica. C'è stato un altro studio di neoadiuvante, il Pivotal, con un farmaco italiano, farmaco che nasce praticamente a Siena, il Doromun, che è un farmaco fatto da proteine di fusione che da un lato hanno una molecola che si chiama L19 che si attacca al microambiente tumorale, dall'altro lato l'interleuchina 2 o il TNF, quindi portano queste molecole nel microambiente e lì funziona. Viene dato intralesionalmente e in uno studio anche qui randomizzato di fase 3 di neoadiuvante verso il classico approccio chirurgia adiuvante si è dimostrato superiore, una riduzione del rischio del 40% e una riduzione sempre del 40% del rischio per lo sviluppo di metastasi a distanza. Un farmaco che quindi aspettiamo l'approvazione e che poi potrebbe entrare in pratica clinica. Piccolo contributo italiano sulla neoadiuvante del melanoma, il NeoTeam, che nasceva come concetto per vedere l'impatto della tripla combinazione BRAF, MEK e PD-1, PD-L1. Si è visto che l'aggiunta della target therapy all'immunoterapia non dà molto e che anzi addirittura va a limitare un po' l'effetto memoria, per quindi conferma quello che si è visto in questi anni, che l'immunoterapia è quella che va data in prima battuta. In chiusura, il futuro. La tripla combinazione, Relativity 0,98 è uno studio di fase 1-2, un'espansione su 46 pazienti, quindi piccolo, ma si è visto che la tripla combinazione di 3 farmaci, ipilimumab, nivolumab, relatlimab, danno una sopravvivenza del 72%, quindi 20% in più. Ovviamente un dato da interpretare con molta cautela perché è fatto ottenuto su 46 pazienti, ma diciamo il futuro, ecco, se vengono confermati in studi diciamo, prospettici con più pazienti, è un futuro diciamo, più roseo per i pazienti, più pazienti che hanno un beneficio a lungo termine.